Potete explicar un po' ce que avez fait dans la vida? He venim movido, sono nascut in 54, sono anat a l'escola Saint Just de 5 anys o 6 anys a 12 anys, que he doblat l'UCM2. Hi havia pas prou de droles a Saint Just e començava a fer los men bons e demorava un annada de mai. Voilà. Après, sono anat al col·legi de Naucelo, de la 6e, 5e, 4e, 1968, 68, en 4e, la Revolució, et après le brevet, et ensuite le lycée à Monteuil à Rodez, un an, et 2 ans à Fos, voilà, et le bac littéraire. Et qu'avez fait comme métier après? Et après, j'ai fait éducateur per les drôles handicapats pendant 4 ans, et ensuite soy entrat dans une société qui approvisionne l'agriculture. Voilà, pendant 37 ans. C'est tout per parlar només. Oh, voilà, he fatto tutta ma carriera come responsabile de magasin e come commercial. Voilà, in 7 o 8 departaments. Vendevi principalment de gazons. La RGT è conosciuta per aquells per essere una maisù, una societat importante, ma fa pas de publicitat, cal pas fa de publicitat. Voilà. Et demoraves a Rodez o fazies un compte? Alors, io he viscut a Jalvi, quand eri educatus, a Carmous, quand eri a RGT, e d'Empei a Carmous. Voilà. A Blaio de Mino. Voilà. Et alors, si avez appris à parler le portugais, si avez entendu le portugais, on l'avez entendu. E le portuguès è la lingua che ho entenduto quando sono sortito da mia madre, sai che. E voilà. Quando mi ha fatto la mia madre, ha detto gridare in portuguès. Voilà. Perché era un mainazze di 4 kg a mezzo. Donc, la Paolo Fenno che faceva il mestre 54, l'ho raccontato un mucinel di cots che era un mucinel grosso. E voilà. E con l'aneddoto della mia adolescenza, sono nascuto un dimanche mattina a 8 del mattino. Voilà. E all'Ustal? E all'Ustal, oui. E abbiamo Fenno che veniva a dire alla vostra mamma? La vecinos. E lo medesì, lo vieiro di Naucelo all'epoca. Lo medesì, sì, io lo medesì. Sì. Voilà. E abbiate dei granparents all'Ustal per... Allora, mio padre è stato felice di suo padre a 6 mesi. Mio padre è nato alla gara di Parrero, a Rodez. E ho felice a 6 mesi è stato elevato per uno gran tanto a él e alla Bastido Saint Just, cioccolazze di 14 anni. E ho preso come mestiere, ho preso la ferma da quella persona, voilà, da quello fenno, in attento, voilà. E avete dei fratelli e delle sorelle? Ho un fratello che ha 2 anni di mai che io e un fratello che ha più giovane di 7 anni. E parlavate la lingua entre voi, entre les enfants ou pas? All'Ustal, mon padre e mia madre parla entre elles, o parla che patuese, perché patuese, sì. Entre les enfants? No, entre nosaltres no, entre fratelli no. Entre fratelli no. E ara s'insegna la lingua? Di che ne pensate del cuore? A me la lingua nostra è insegnato e qualche cosa continua e che semplifica, perché sono entourati di Lugers, in Bretagna e di altre persone che lo fanno. Fa pas che ne parlare, lo fa, e le lo fa. Ma la lei, non è la lei, perché ci aveva una lei che era, il Pambriu qui che era contro, e voilà, e ha cambiato, no? Ha cambiato. Bon, ho plafato. La calandretto su Biventola ici? Il y a 2 a Bayrou. Très bien. Non mi posi le questioni, ne profitti perché hai pas de io sono un appassionato e la mia famiglia sono un appassionato di un gruppo che si chiama Nadau,
Nautres, los drolles e los pizzus, alors, qu'au 5 o 6 ans, coneixo Nadau, eu le fan grande de mon fils, de mon drolle, eu, coneix la cançó de Nadau per cur. Coneix Brassens, també. Voilà. E pensas que la lingua in avini? La langue on a venu, mais on a venu, c'est comment dire, los hommes d'ici, la femme d'ici, parlent patois. Je pense que l'enseignement de la langue, sans la pratique de cadascun davant los métiers, ont disparu, le vocabulaire del métier ont disparu, los outils n'existent pas mai. Una frase de cadascun e parlo del treball, parlo del métier de l'homme e los outils, alors sur los ordinators. L'ordinateur c'est une traducció je savais pas. Pensi que manco ce que manco è la matière è la matière e l'hostal e lo métier. E se parlo pas patois aquí, pensi que el vocabulari se'n va. Podem pas parlar en occitan de l'intelligenza artificiale. Sai pas, ne parlarem en occitan. Parlarem de las vacas en occitan, parlarem del tractor, parlarem de com aveva pausato la questione André Salero, de que fazia de vacas, fazia de l'ufé, la missus, etc. Aquí, a l'aise per parlare de co, avec l'occitan. Pensi che come cogliere. E com us arriva de parlar di vilatge o pas? O per truffar, per s'amusar. A me padeno. Per exemple, quand avevano tornato a fare la festa di Sant Just, Padeno abitava a Sant Just e facevano un after della festa di Sant Just e Padeno era qui e nos ha tenuto a quell'uomo de juro a me las padenadas e las padenadas interditos che non contavo. Aquell'uomo ha menato a Sant Just un ambiente all'epoca. Mon frère ero qui per la première fête de Sant Just. Abbiamo fatto all'epoca un club de foot a Sant Just. Abbiamo giocato al foot, André pendant combien de temps? 7-8 ans? A peu près. Abbiamo montato un club de foot ici, erano 14 licenziati. Giocavano tiravano le vacche qui e avevano il pallone. Voilà, era come qua. Campestre. Campestre. Noi cambiavamo di foro e noi lavavamo a Gifu. C'est come qua. Voilà. Con un'infanzia paesano. Voilà, mais parla même pas patois. E allora, non puoi parlare un po' della Bastide, del villaggio della Bastide che gli abbiamo dato? Il villaggio della Bastide, io quando l'ho conosciuto, avevo di tutto. Quando andavo alle scuole, tu avevi di tutti gli anni. La mattina, davanti di partire alle scuole, dezionavamo il latte delle vacche, che ero cau delle vacche. Partiamo alle scuole a me lo sacù. Di lo sacù io avevo la strempo per mie tun, io avevo le goûter, qui, e lo repas del tun che prendiamo nel cantino. Ici avevano il catecismo e après abbiamo mangiato, una fenne lo facevamo dentro un maisù che avevo cambiato, lo facevamo mangiare mie tun. E tornavamo lo sera, facevamo entre midi e dos che trovavano al gendarme o voleur, facevamo 10 km per su, a 5 o 6 anni. La Bastide Sant Just 3 km. E lo sera, quando venivano delle scuole, facevano il dever, pas troppo, e andavano a guardare los porcs della Castagnal, mangiare de castagnos, e hi havia de porcs, hi havia de vacos, de vedells, et après des vacos lachaídos. Voilà, c'était era como tu chocolat, et oui, là, après 12 ans,
pensionari a Nausello e di Luz al Lisate. E facevano pas lo malin perché se facevano un vestito demoliavano lo Lisate e lo immense a Nausello e voi potete dire che all'epoca ero immaginel rarat come disciplina. Et avez-vous conosciuto la famiglia Martí? Martí hai pas che conosciuto che padeno, che Robert Martí. Sì, no, la famiglia mi trompi, la famiglia su così, io penso, ma sai pas così, la famiglia di Martí è la famiglia Auger della Bastido, voilà. E alcuni io padeno giove perché venivano in vacanza della famiglia di Auger, voilà. A me e cantavano delle canzoni, il aveva un accordionista così a te e mi souveni pas così s'appellava. Beleu Ivan Puntus, me soy pas sûr. Me facevo partire l'estiu amenavo dintre aquell vilatge che era essenzialment paisan e la monotonia amenavo l'accordeu amenavo la festa, la cançó, e io m'interessavo, io m'interessava, voilà. Alors la Bastido, quoi, il y a un dessous del viaduc. La Bastido è il primo villaggio che passa sul viaduc, è il primo villaggio che aveva ben sensus, voilà, entre le Tarn e la Vaidou. Et avez-vous entendu dire des causes sur la construction de comment ça s'appelle en portugais? Le viaduc del Viau, le pont de Viau, le pont de fer, notre tutto un appellat le pont de fer, l'avevano tutto un vist, che guardava les vacos l'avevano tutto un vist, e abbiamo pas de mostro all'epoca, e i trens conoscevano, per dintre les vacos, per la sortire, abbiamo la pendulo, e il tren che passava sul pont. Quand dintre el vaco, el tren de 7 euros, el tren de lo matís, e voilà, enteníem pas les campanes de census a l'època, no? Nosaltres. C'est el tren que faceva el ritmo de la vida, com amb les recoltes, e lo bestial. La vaca. Et c'est contava de causes de la famiglia sur la construction? Avias entendu dire des causes qui dessus? Allora, il mondo che ho lavorato al punt, perché se lo avevo per andare a fare il punt, su dei mondi che sono morti, che io avevo, il darrier che io avevo lavorato s'appellava Auguste Freisinet, era il padre di Michel, come si s'appella? Freisinet, qui ne sai pas. Aquell home è morto a 82 anys quand aveva 2 anys, à peu près. Donc, vous classez à peu près l'époque, la date del pont de fer, et l'hai duplicata. 1904, donc avevo quell'altro 2 anni, almeno 20 anni che insomma, facendo il calcolo, voilà. E ero, i paesani ici, che avevo pas di borio, quello numeroso della famiglia, ho lavorato al punto di fer per lo più alzato, bene devo dire, a Pepe Lazze, e ho lavorato enormemente alla costruzione del lago di Parolup. La digola, il y a dei mondi che ho, tutto il fraio di Momaide ho lavorato al lago di Parolup, voilà, facevo la Sanabulua, qui, voilà. E après la mine de Carmous. La mine de Carmous ho preso dei mondi, un po' immensi per beleu sul census, ma dès che abbiamo Tanus, Mirandol, tutto cosa, voilà. Ici partecipo alla capitale, fa policiers e tutta l'amministrazione, voilà, tutta l'amministrazione. Alors ici, sul Segala, de che è per vous sul Segala?
vous qui avez virat un peu partout. Le Ségala est un pays où tout le monde est sagrado de venir. Alors, nous n'avions qu'une idée quand on est su, era de partir. Mais coneixer le proverbe, viro que viraràs, al Ségala tornaràs. On peut remplacer Ségala per Saint-Just, per Naucelo, per... Voilà, cadun la fa seu, no quello, mais m'agrada bé de dir això, io, voilà. De che fa la particolarità del Ségala? De che io che non trappa pas come mai? Lo Ségala, la particolarità del Ségala, è che canta carguduna d'homes, de treballs, de matiero, que de carbú, o de blat, o de tot, ha donat, quito a sarrar la cintura, ha donat bravo d'homes, n'avem pas qu'à fintar el monument de mort de l'Ubilatze, et après, quand cal recevoir, acceptar de monde de tabé, a Saint-Just, la populació de Saint-Just, fa ara maite de persones que venen a la retraite o venen treballar també a Saint-Just, mais com pot estar a Saint-Just, el país és agradable, la vida és pas trop cara, e venen així per finir. Ou pas, mais veniamo ici. Voilà, le Ségala è come d'autres régions, certainement, o le même discours, mais è d'accordo che faccio per io e qualche cosa si passa comunque. Voilà. E per voi è la capitale del Ségala? È una questione, la capitale del Ségala. La capitale del Ségala per io è un sagrado a vivere per il Ségala, se si dice nobile o si dice no, puoi pas dire, io hai pas vécu gaire, io hai lavorato al Ségala, mais il n'y a pas fa gran causa in associatif, mais bon, la capitale del Ségala, sai che vuoi tornare a dire, sono gli uomini che fanno la capitale, di se che fanno l'hai dato su, fanno la capitale. Io per io è come qua, nel filosofia che è come, voilà, io lo vedo come qua. Es bien encore. Voilà. Te conoscete una canzonetta, conoscete i proverbi? Se quel canto che canto, qualche tutto il mondo la canta, io la canterei pas toujours, perché voilà, qualche tutto il mondo la canta. Après, io so che conti in patuès, lo conosci perché per il patuès della vita de cadascun, del treball, voilà. Pas de la, il conosci pas l'occitan festaire, lo conosci pas, voilà. Et vous voulez dire quiconque en particulier sur Saint-Just? Il y a quiconque que vous espontet, que vous surprenguet à Saint-Just? Una persona che marquet la vostra vita? La persona che ha marcato Saint-Just per io è le premier ou le deuxième istituto, una femmina istitutrice per io, perché io quando sono entrato alle scuole sapevo i lezioni e allora hai appreso, dannato appreso, che on dit che un role che sa fare le cose e delle cose s'ennuie. Io no, a che lo fanno, m'ha interessato ad altre cose che appreso mi ho fatto sapere gli esami, hai pas fatto gli esami a me le matematiche, ma a me la letteratura, la redazione, voilà. E la prima istitutrice, loro istitutrice delle scuole, le premiers, m'ho divert des livres che m'ont intéressé tout de suite. Et comment s'appelle vous? Bousquet Durand, André Bousquet, c'est dit qui connaît le nom des instituteurs de Saint-Just. À l'époque, Madame Bousquet, il y avait, et le couple Durand.
Hi havia el couple de Busqueta també, et le couple Durand, voilà. La première année avec Madame Busquet, et après, avec Madame Durand. Et... Nous avons été à l'école de Madame Delors. Ah non, le même... Que la famille Delors est restée 30 ans. Comme... Et le même n'est pas aidé, le même pas aidé. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Elle est restée jusqu'à la retraite. Oui, Delors est l'homme de Centus pendant gaio d'annados, un résistant, le chef de l'armado secreto, etc. Un homme très important pour Centus. Le même pas aidé, Il était inscrit, il a été secrétaire de mairie. ouais. Et Eh del ben. maquis Yeah. d'Amour. Voilà. Voilà, Vous voilà. laissez parler pas donc ou pas? Et non, aquí je ne connaissais pas de tout. Et se parlava pas de tout. Enfin, di mia famiglia se parlava pas du tout d'aquelles histoires. Mon père les connaissait parfaitement, mais non n'a pas mai parlato, d'accord. Jamais.